Il presidente Putin parla a fianco dell'alleato più stretto, il bielorusso Lukashenko, bolla come fake il massacro di Bucha e accusa Kiev di aver fatto fallire i negoziati. Andiamo in diretta da Mosca, c'è il corrispondente Sergio Paini. Sì, ovviamente è colpa di Kiev, secondo Putin, che accusa l'Ucraina di aver spinto i negoziati in un vicolo cieco, ma anche prima di tutto di non aver rispettato gli accordi di Minsk che avrebbero dovuto pacificare il Donbass. È quella la causa ed è quello l'obiettivo dell'operazione militare russa, fa intendere Putin. È una tragedia, ha detto, ma non avevamo altra scelta, dovevamo garantire la nostra sicurezza e salvare i russi in Donbass da un genocidio. Il capo del Cremlino, lo vediamo, ha parlato dall'estremo oriente russo, dove ha ispezionato i lavori al nuovo cosmodromo di Vostochny, e sempre al suo fianco c'era il contestato presidente bielorusso Lukashenko, che ha aperto il suo paese alle truppe russe che puntavano su Kiev e che oggi è arrivato fin lì per discutere insieme all'alleato delle sanzioni occidentali, ma anche per consegnare alcuni documenti che avrebbero la pretesa di dimostrare che a Bucha, nonostante centinaia di civili massacrati, si sia trattato di un falso, proprio come sostiene anche Putin. Linea Roma. È in collegamento con il Parlamento lituano, Zelensky torna a fare pressioni sull'Europa, bisogna fissare una data per lo